Ora gira di là, così, sali verso di là che la fai alzare di nuovo. Perfetto. Ora qua c'è l'ultimo. Speriamo che esce davanti, ma sì, aspetta, fermati qua, fermati. E magari c'è un po' di giungla anche nella testa di Alessia, che è lì che sta preparando lo zaino per il Cammino di Santiago. Bellissima questa. Molto bene ragazzi, una cosa che prima o poi faremo anche io e Andrea. Andrea l'ha già fatto in macchina, ma la cicogna maschio. Macchina proprio da sfigati. Ma ci supera a travuce druzze dentro. Ciao cicogna! Si è fatto un giro di perlustrazione. Sì. Anche con me proseguire di stesso punto. Bella, una bella ripresa lì, una volata. Va bene, qua ci sono tutti i piloni pieni di cicogne, già ce n'è un'altra. Come potete vedere, signori, tutte belle imbustate su, eh? Forse hanno pure scelto l'orario giusto, come si dice? Gli esperti, diciamo, come dire, va, c'emmo a questo orario, che sono tutte lì. Chissà se anche lì ci sono le cicogne, lì sopra. No, dico sopra le ciminiere. Che dice? Stanno ritornando, mi sa. Io telefono, bastarda miseria. Oh, pronto? Com'è? Dove sei? Da, dei cicogne. No, era de zone in scema, poi ovvire. Vede che sia in diretta, su sta cicogna sempre. Io sono a Macchitella, c'è o non c'è sto sittino bonificato? Sì, stiamo venendo noi, quando tu vascia, sto arrivando. Ti sto aspettando qua, Va bene, ciao. Dove sei Macchitella? Ah, i muretti, bene, ciao. Eh sì, ma zummateggia, un attimo, se no cafficio, un minuto. Vabbè, boh. Speriamo che esce, ora proseguiamo avanti. E ci dirigiamo verso il sit-in, bonifichiamoci. Un attimo che io mi sistemo le cose. Vi faccio vedere se si vede l'orario, non so se si vede. Va bene. Speriamo che qua la strada esce. Ho fatto fermare un attimo a Totò, perché c'è anche qua la cicogna allo stradone di Catania, per andare a Butera. Ma sono 2, 3. Vabbè, poi parano chiossai, come se ci fossero i cuccioli. Vero? Bene, queste sembrano... Qua siamo preciso, lì c'è l'incrocio. Ah, ecco dove siamo, ecco. Siamo qui. E lì c'è la cicogna.